A Treviso nascono sempre meno bambini, aumentano le donne senza figli e chi diventa madre lo fa sempre più tardi mettendo in stand-by la propria carriera o addirittura in mancanza di supporti strutturali adeguati finisce per abbandonarla. Lo fanno anche quelle che hanno un lavoro, diciamo, di un certo livello e hanno un certo tenore di vita, e qui ci sta il discorso dello stereotipo, insomma, che la priorità le donne l'hanno sempre lasciata alla famiglia. Nel 2021 a Treviso il numero medio di figli per donna era di 1,2, quando nel 2028 si attestava a 1,46. E laddove le donne lavorano, tipo nei paesi del nord, le donne fanno anche più figli. Anche se a Treviso il tasso di occupazione delle donne è più alto della media regionale, i redditi sono inferiori rispetto agli uomini. Per programmare un figlio serve emancipazione. C'è uno studio americano che è andato ad analizzare proprio questa cosa e ha dimostrato a livello statistico che l'ingresso di una donna nel mondo del lavoro fa sì che, appunto, per offrire i servizi che servono a questa donna e permetterle di lavorare si innescano delle altre situazioni lavorative. E si dice 100 posti di lavoro occupati da una donna, 15 posti di lavoro si creano. Oggi le cose stanno cambiando, c'è questa percezione da parte delle aziende, le donne però devono volerlo. Dal punto di vista, diciamo, culturale ci vorranno degli anni, ci vorrà l'esempio di noi madri verso i nostri figli, dove si può lavorare e avere famiglia. Dal punto di vista strutturale è importante che ci sia una risposta anche da parte del territorio, della comunità, ma anche della politica.